L'albero dai rami di cuore, scritto e letto da Ottavio Costa. Capitolo primo. Una meravigliosa sensazione. Max era quasi un adolescente ormai e la ragazza dai capelli di sole gli ronzava continuamente intorno al cuore come un'ape birichina in cerca di polline in un giovane petto odoroso e colorato. Perché lui la cercava continuamente, aguzzando gli occhi e le orecchie se lei era appena nelle vicinanze? E se la ragazza era a portata di mano, perché gli piaceva così tanto poterle sfiorare i capelli di nascosto o annusare la scia di fresco che lei lasciava dietro di sé correndo? Lui adorava chiudere gli occhi e inspirare profondamente, annusare l'aria con curiosità e scoprire quanto tempo durava quella sensazione di fresco dopo il passaggio di lei, prima di svanire per sempre fino ad un nuovo passaggio. E poi c'era la domanda più segreta ed inquietante. Perché desiderava così tanto darle una leccatina sulla guancia, proprio come fosse un gelato al ribes, il suo gusto preferito? Max era spesso assorto fra questi ed altri misteriosi pensieri, mentre percorreva i saliscendi del sentiero verso la scuola. Ora marzo ingialliva il mondo, ma lui non rabbrividiva alle prime folate fredde. Sentiva un calore che gli veniva dall'interno e lo copriva tutto. E questo calore non veniva da fuori, veniva da dentro. E per lui era una cosa strana e sconosciuta.